Centinaia di penne nere pronte a prendere la pioggia pur di non rinunciare a uno degli eventi più importanti per i gruppi alpini dell'Alta Marca erano presenti oggi a Cison di Valmarino per l'annuale celebrazione al Bosco delle Penne Mozze. Da un estremo all'altro della provincia, da San Zenone a Vittorio Veneto, i vari gruppi trevigiani hanno onorato il loro impegno nell'associazione, riconoscendo un rispettoso saluto ai 2406 caduti che vengono ricordati nel memoriale, ma anche un ringraziamento a chi è andato avanti sapendo di lasciarsi alle spalle un'eredità di memoria e valori da tramandare. Protagonisti nella prima parte della cerimonia i gonfaloni delle due città medaglie d'oro al valor militare Treviso e Vittorio Veneto, ma anche quelli delle due città medagliate al valor civile Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia. In seguito la celebrazione ha visto l'alzabandiera, la deposizione di una corona in ricordo dei caduti e lo scoprimento di una targa dedicata al gruppo alpini di Cison da parte delle altre sezioni. Significativo anche il fatto che il gruppo alpini sia stato recentemente inserito dall'amministrazione nell'albo d'oro del comune di Cison di Valmarino. Nei vari interventi è stato citato un uomo in particolare, Mario Altarui, che fu l'ideatore e il custode del bosco e che fondò l'associazione Penne Mozze. A lui, scomparso nel 1989, è stato dedicato un busto inaugurato durante la cerimonia e benedetto da Don Luca Maria Bronzini, parroco di Cison di Valmarino. L'opera di Carlo Bagliana è stata finanziata da Banca Prealpi San Biagio e ricorderà la perseveranza e l'impegno di Altarui, che è stato definito cantore delle gesta alpine. È stato citato anche Armando Piva, abbattuto a Cima Vallona assieme ad altri militari da alcuni terroristi sud-tirolesi nel giugno del 67. Tra le autorità che sono intervenute nel corso della celebrazione prima della messa c'erano il presidente emerito dell'ANA Corrado Perona, il consigliere nazionale Daniele Bassetto in rappresentanza del presidente Sebastiano Favero, oltre al sindaco di Cison Cristina da Soller. Vicino a loro molti sindaci, politici e altre rappresentanze militari. Non c'è più la leva, invecchiamo. L'evento si è concluso con un momento conviviale, nel quale i presenti hanno potuto dare prova dell'amicizia interna all'associazione e lo spirito d'appartenenza che ne promette un proseguo alle nuove generazioni.